Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG, cominciamo insieme questa seconda fase. In apertura oggi però vogliamo parlarvi della festa del 4 maggio, la festa dedicata a San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare. Una festa insolita a Paola, celebrazione solenne a porte chiuse. Il vescovo Monsignor Morosini che lancia l'appello alla Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, dicendo uccidete il virus della burocrazia, c'è un'emergenza economica in Calabria, ma facciamo il punto nel nostro servizio. Una cerimonia senz'altro molto diversa da quelle che la storia ci ha finora consegnato, sempre molto partecipate. Quest'anno è a porte chiuse che si sono conclusi i festeggiamenti in onore del santo patrono della Calabria, San Francesco di Paola. La Santa Messa è stata celebrata da Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza, presente anche il vescovo di Reggio Calabria, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, appartenente all'Ordine dei Minimi, che ha letto una lettera di San Francesco a Simone Alimena, guai a chi regge e mal regge, richiamando l'attenzione della politica ed invitando ad uccidere il virus della burocrazia. Sappiamo quante persone che iniziano l'attività economica hanno bisogno che lo Stato sia solidale con loro, ma che lo sia subito. Ecco perché chiedevo al Presidente della Regione di evitare la burocrazia. Non si può promettere un sussidio di 500-600 euro e averlo fra un anno o fra 2 anni. Se si parte oggi bisogna avere queste provvidenze, onde evitare che veramente la gente che vuole ripartire possa affidarsi alla malavita organizzata. Meglio soffrire un altro poco camminando lentamente che iniziare velocemente e poi piangere dopo, perché la malavita nulla dà per niente e quando chiede sappiamo che la loro richiesta è esosa. Alla fine della cerimonia religiosa, la consegna delle chiavi della città a San Francesco da parte del sindaco di Paola, Roberto Perrotta, e un omaggio floreale consegnato dalla Presidente della Regione. Il numero zero di contagi noi l'abbiamo avuto il 2 maggio, cioè con l'apertura delle feste di San Francesco siamo arrivati a 0 contagi. È una fase complessa, non è una fase facile e di questo le persone devono essere consapevoli. È una fase complessa perché usciamo dal riparo delle case, ma abbiamo anche l'obbligo di tornare alla vita. Di tornare sapendo che non sarà la vita di 2 mesi fa, di 3 mesi fa, ma che dobbiamo iniziare a convivere con questo virus. E la fase 2 inizia con il bollettino della Regione Calabria, che è il bollettino ufficiale che ci dà conto dei contagi. Oggi si contano 4 nuovi contagi nella regione, ma calano i ricoveri. Vediamo. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 37.390 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.118 più 4 rispetto a ieri. Quelle negative sono 36.272. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 46 in reparto, 2 in rianimazione, 60 in isolamento domiciliare, 76 guariti, 32 deceduti. Cosenza 22 in reparto, 285 in isolamento domiciliare, 122 guariti, 29 deceduti. Reggio Calabria 18 in reparto, 2 in rianimazione, 133 in isolamento domiciliare, 87 guariti, 16 deceduti. Crotone 7 in reparto, 46 in isolamento domiciliare, 54 guariti, 6 deceduti. Vibo Valentia 53 in isolamento domiciliare,
17 guariti, 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.326, così distribuiti: Cosenza 418, Crotone 1.694, Catanzaro 1.907, Vibo Valentia 179, Reggio Calabria 1.128. I rientri in Calabria che ad oggi sono stati registrati sul sito della regione sono 22.011. Di questi, i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 4.355, 697 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali. E lo avete sentito, la fase 2 comincia proprio con i rientri dal nord, sono rientri programmati, studenti, lavoratori che dopo il lockdown tornano a casa per loro percorsi dedicati e controlli nelle stazioni d'arrivo. Noi oggi siamo stati a Paola. Isabella Roccamo. Primi rientri in Calabria, tantissime le persone che mancano dalla loro terra da diversi mesi, persone che hanno rispettato il lockdown. Adesso è consentito rientrare presso il proprio domicilio o residenza. Allora, qui siamo alla stazione di Paola, 3 i convogli previsti, il primo è arrivato intorno alle 13 di questa mattina con 24 persone a bordo, il secondo invece alle 18:16, l'ultimo questa sera alle 21:49 circa. In totale sono 100 le persone in questa giornata. Il primo convoglio invece trasportava 24 passeggeri. Vedete come è stato organizzato il controllo qui alla stazione di Paola. I passeggeri arrivano, vengono identificati da personale della Polizia di Stato, dopodiché qui è la postazione dove vengono compilate le schede degli arrivi e chi vuole può sottoporsi a tampone. Chiaramente non è obbligatorio il tampone, ma a quanto abbiamo visto sono tantissime le persone che hanno accettato di sottoporsi al test. Raggiungiamo il dottor Mario Marino che sta coordinando le operazioni questa mattina. Allora, come sta andando, dottore Marino? Noi faremo i tamponi, poi andremo in quarantena obbligatoria. Poi daremo anche il risultato. L'importante è che comunque facciano quell'isolamento domiciliare di 14 giorni che ci fa stare tranquilli e senza che possano avere problemi per loro e per noi. Allora, in Calabria più o meno si sono registrate 3.000 persone al sito della regione in tutta la Calabria. Qui in provincia di Cosenza come siamo messi? Quanti arrivi sono previsti? Più di 1000, però scaglionati, non tutti oggi. Devo dire che anche in questo si sono dimostrati molto attenti. In una settimana più o meno arriveranno tutti. Raggiungiamo anche la postazione dove vengono effettuati questi controlli sanitari. C'è il dottore Sisto Milito che è impegnato in questo momento nella compilazione di alcune schede. Chiaramente qui in questa postazione vengono effettuati i tamponi. Dottore Milito, allora la compilazione di queste schede è molto importante, ecco questo step, giusto? Sì, intanto loro già sono stati identificati dalle forze dell'ordine, hanno verificato, diciamo, la comunicazione al sito della regione. Le procedure stanno, come vede, procedendo abbastanza in maniera ordinata. In questa fase, invece che la fase sanitaria, dopo la misurazione della temperatura, raccogliamo i dati anagrafici e quindi poi procediamo con l'esecuzione del tampone. E sono decine gli automobilisti di rientro in Calabria, si sono sottoposti volontariamente al test del tampone previsto dal piano di sicurezza della regione. Chi risulterà negativo potrà interrompere la quarantena. Vediamo.
La Calabria accoglie chi rientra in regione, ma adotta ogni cautela per evitare di incrementare i numeri dell'epidemia da coronavirus. Ecco una delle porte di accesso del territorio regionale. Siamo nell'area di servizio Frascineto Ovest, sull'autostrada 2 del Mediterraneo, dove è stato allestito uno dei laboratori mobili. Sia qua, come può vedere, ci sono la bellezza di 6 squadre, medico e infermiere, non solo per i tamponi, ma anche per eventuale visite mediche. Altre 3 squadre sono sulla strada di Tortora, l'ultimo paese della Calabria, e l'altro a Rocca Imperiale abbiamo altre 3 squadre. Quando siamo arrivati abbiamo già trovato una decina di persone ad aspettarci, in totale abbiamo fatto al momento credo 32-35 tamponi, la gente non è molta di quella che si ferma, tant'è che sto pensando di ridurre anche il personale qua. È importante fermarsi perché ovviamente con un tampone negativo poi possono evitare la quarantena, non è obbligatorio, noi ovviamente, ma sono loro spontaneamente che vengono, si fermano e vengono, chi è al corrente. Gli automobilisti che accedono nell'area vengono sottoposti al test del tampone rinofaringeo, secondo il piano di sicurezza varato dalla Regione, per tenere sotto controllo la situazione in occasione dei rientri favoriti dal DPCM e regolati dall'ordinanza regionale appositamente emessa. Il contagio zero di qualche giorno fa e i numeri bassi registrati nell'ultimo periodo sono un punto di partenza da difendere anche nelle prossime settimane. Sono più di 3.000 le persone che finora hanno effettuato la registrazione sul sito della Regione e nei prossimi giorni raggiungeranno le proprie residenze. Questo nuovo flusso di rientri dovrà essere gestito con grande attenzione perché, a differenza dei precedenti che hanno portato in Calabria circa 15.000 persone, avviene in una fase che consente una maggiore circolazione e quindi aumenta il rischio che eventuali soggetti positivi vengano a contatto con la popolazione, oltre che con i propri nuclei familiari. A San Lucido c'è una buona notizia, stop della zona rossa, anche la città del Tirreno comincia una nuova fase, la fase 2, vediamo. Da oggi San Lucido non è più zona rossa. Dopo 47 giorni il centro del Tirreno cosentino non sarà più presidiato dalle forze dell'ordine. Più di un mese e mezzo di isolamento, 4 morti, un pensionato, 2 pescatori e un'anziana, la resilienza di un paese finito sulle pagine dei giornali nazionali perché senza sindaco, il primo cittadino morto un anno fa a causa di un brutto male. Leverino Bruno aveva 44 anni, il commissario nominato dalla prefettura aveva deciso di lasciare il comune blindato. A San Lucido perfino il prete era andato via, ma i sallucidani non hanno mollato. Qui l'ASP ha deciso di istituire l'unità di continuità assistenziale. Si ricomincia con la fase 2. Siamo felici di questa apertura, ringrazio il presidente Iole Santelli per la, non dico sensibilità, per tutto quello che ha espresso per San Lucido, la vicinanza e tutto. Ma un complimento particolare, si parla sempre, si sente sempre parlare di mala sanità in Calabria, poca approssimazione, poca accortezza. Mi sembra che in questo caso, parlo di San Lucido, posso confermare una grandissima professionalità attraverso la dottoressa Benavoli e il dottore Marino, che sono stati veramente un esempio, penso veramente persone encomiabili, perché il vero merito di questa apertura non è della parte politica, non è mia, non è di nessuno, è dei cittadini ed è di questa classe medica che ha veramente notte e giorno lavorato instancabilmente, di cui va un grazie di tutta l'amministrazione comunale. A Reggio Calabria adesso, dove il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto un giro per la città e ha annunciato l'apertura dei cimiteri nei prossimi giorni. Vediamo. Un vademecum per come comportarsi nella cosiddetta fase 2 lo ha pubblicato sui social e non solo il sindaco di Reggio Falcomatà, che spiega i punti salienti. C'era tanta voglia di uscire, c'era tanta voglia di riappropriarsi dei nostri spazi, dei nostri luoghi del cuore dopo 2 mesi quasi di clausura. Questo lo dobbiamo comprendere e ci dobbiamo adattare giorno per giorno, gradualmente, a questa fase 2. Serve un periodo di rodaggio che noi continueremo a monitorare aumentando i controlli, come già fatto da stamattina, ma soprattutto, lo voglio rimarcare,
appellandoci al grande senso di responsabilità dei cittadini di Reggio Calabria. Poi, in vista della festa della mamma l'8 maggio, il primo cittadino ha scelto la riapertura dei cimiteri. In tantissimi hanno segnalato la necessità, la voglia insomma di poter tornare a fare un saluto ai propri cari. Io per primo voglio tornare il prima possibile a mettere un fiore sulla tomba dei miei congiunti, dei miei familiari, però lo dobbiamo fare anche questo con ordine. Il fatto che riaprano i cimiteri da giorno 8 non significa che dobbiamo riversarci in massa tutti insieme, perché butteremo all'aria un lavoro di 2 mesi, significa che anche nei cimiteri dovrà essere rispettato l'obbligo del contingentamento degli spazi, del divieto di assembramenti, dell'utilizzo degli strumenti di protezione individuale, e anche su questo naturalmente ci saranno controlli, ma anche su questo molto sta a noi, molto sta al nostro senso di responsabilità. Da Reggio a Catanzaro, che è complice la bella giornata, fa prove di normalità in questo inizio di fase 2 tra passeggiate al parco, sul lungomare e sulla spiaggia, con i controlli delle forze dell'ordine. Vediamo. Un bacio con la mascherina è meglio di niente. Se poi lo scenario, quello del mare Ionio dopo mesi di lockdown, allora tutto assume un altro significato. Il 4 maggio non è il giorno della liberazione, ma l'inizio di una nuova fase da affrontare con prudenza e senza strafare. A Catanzaro Lido molti hanno approfittato della bella giornata per una passeggiata sul lungomare. Come in tutta la Calabria, la mascherina è un optional. C'è chi la indossa correttamente, chi la tiene sul collo e chi invece non la utilizza per niente. Magari, si spera, ce l'ha in tasca da tirare fuori all'occorrenza. Anche al Parco della Biodiversità la situazione è identica, nessun assembramento ma tanti cittadini che non vedevano l'ora di prendere una boccata d'aria. Sulle strade continuano i controlli della polizia locale e dei carabinieri, le maglie dei divieti in questa seconda fase sono molto più larghe, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per assimilare nuove abitudini. Intanto anche sul territorio della provincia di Catanzaro sono presenti laboratori mobili per l'effettuazione dei tamponi a chi rientra nella propria residenza da altre regioni. L'aeroporto di Lamezia Terme, la stazione ferroviaria, l'area di servizio Lamezia Ovest, i punti strategici per le operazioni di screening volontario sui soggetti in arrivo in Calabria. E vediamo com'è andata a Cosenza. Parte la fase 2 a Cosenza, diciamo, con una libertà in più, ho visto anche dei bar, insomma, sono aperti. Questa è Piazza Kennedy. Insomma, tanta gente, la città di Cosenza si è svegliata con questa fase 2. Che ben venga la ripresa, e deve esserci, invogliamo i clienti, invogliamo i cittadini alla ripresa graduale nel rispetto delle norme. Come mai non c'è la mascherina lei? Non è obbligatorio all'esterno. La cosa migliore sarebbe stata se faceva sanificare tutti i bar e tutti i locali, anche le strade. Il servizio al tavolo si svolge in maniera diversa, le persone fanno un self-service, forniamo noi la comanda e dopo direttamente il cliente se la porta al tavolo, quindi ha zerato il contatto. Dopo 2 mesi esco e mi tremano le gambe dalla paura. Questo le devo dire, vorrei un po' di più vigili o carabinieri, invece di fare le multe. Facessero le multe a chi non porta le mascherine, se valgono davvero. Ci saranno delle misure più rigide, ovviamente, sì, assolutamente, perché è chiaro che dobbiamo riprendere la vita, siamo dalla parte degli esercizi commerciali, assolutamente, ma con assoluto buonsenso e controlli capillari e rigidi. Ed è stato depositato oggi al TAR di Catanzaro il ricorso presentato dal governo contro l'ordinanza della regione che ha aperto, come abbiamo visto, bar e ristoranti all'aperto. Vediamo. È stato depositato oggi al Tribunale amministrativo regionale a Catanzaro il ricorso del governo contro l'ordinanza emessa il 29 aprile scorso dal presidente della regione Iole Santelli, che consente a bar, ristoranti e agriturismo la somministrazione di cibi e bevande ai tavoli all'aperto. Il ricorso è stato presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato ed è stato assegnato alla prima sezione. Si tratta di un ricorso di tipo ordinario. Lo strappo tra governo e regione arriva dopo giorni concitati. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha dapprima inviato la diffida alla regione chiedendo alla governatrice di ritirare l'ordinanza, ma dalla cittadella di Germaneto la risposta è stata nessun
passo indietro. Così Roma ha deciso di impugnare l'ordinanza rivolgendosi alla giustizia amministrativa. 9 le pagine inviate dal ministro Boccia all'Avvocatura dello Stato, in cui contesta numerosi passaggi dell'ordinanza emanata dalla governatrice nella tarda serata di mercoledì scorso. Sarà ora il TAR a decidere. Hanno consegnato simbolicamente ai commissari del comune di Crotone le chiavi della loro attività. La protesta questa mattina dei commercianti a Crotone che chiedono sostegno finanziario allo Stato e il rinvio di tutte le tasse locali. Vediamo. Chiedono finanziamenti a fondo perduto e annullamento delle tasse per l'anno 2020 i commercianti di Crotone, che questa mattina con striscioni e slogan hanno fatto sentire il loro malumore davanti il Palazzo di Città. Noi siamo abituati, ripeto, al sacrificio, ci dovete dare delle risposte che devono arrivare sia dalla Regione che da Crotone, perché Crotone c'è, Crotone è sacrificio, Crotone vuole lavorare, non apparteniamo a quella categoria che vuole essere mantenuta dallo Stato. Vuole lavorare. Una cinquantina hanno inscenato un sit-in in piazza della Resistenza per chiedere sostegno allo Stato e la possibilità di rimandare anche i tributi comunali. Tutti quanti abbiamo lasciato dei sospesi, no? Come chi cambiale, chi assegno, chi altre cose. E allora all'apertura per me è un fallimento, perché dobbiamo fare il distacco sociale, pochissimi posti, personale tutto a casa. E dobbiamo pure lavorare da soli, è difficile, pure lavorando da soli è difficile mantenere tutte queste spese. Si sono riuniti in comitato che ha preso il nome di Comitato Apolitico dei pubblici esercenti e commercianti ed insieme vogliono fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria. Noi l'unica cosa che chiediamo è di essere aiutati e di non essere tartassati, perché è una situazione veramente triste. Non abbiamo bisogno di essere mantenuti dal Comune o dallo Stato. Dei 600 euro noi non ce ne facciamo proprio nulla, non paghiamo nemmeno l'affitto, perché i nostri locali, soprattutto in centro, hanno dei costi molto più elevati dei 600 euro che Conte dice di averci mandato. Barbara, Maria Giovanna, Roberto, Ercole sono solo alcuni di loro e sono allo stremo delle forze. Non si pagheranno né le pensioni né gli stipendi pubblici, quindi non è che si può fare come le altre volte. Faccio riferimento che quando si diceva chiude Pertusola, a me che me ne frega. Qua si chiudono gli esercizi commerciali, chiudono gli artigiani, chiudono le industrie. Naturalmente qua c'è il problema di come mandare avanti lo Stato e gli stipendi fissi. Quindi dobbiamo capire che ci dobbiamo aiutare tutti insieme per uscire fuori, naturalmente con delle proposte, perché io penso che la rivoluzione non si possa fare, ma le proposte si possono portare per aiutare i politici in questa confusione a trarne naturalmente degli effetti positivi. E oggi abbiamo visto tanta gente in più nelle strade delle città calabresi, però i medici invitano alla cautela. Sentiamo il dottore Filice. Oggi è una bella giornata di sole, in tanti usciranno. Se usciamo dobbiamo mantenere le regole, perché se no si rischia che quest'estate 40, 42, 43 gradi all'ombra ce la passeremo in casa e sarà veramente dura in quel caso. Allora, perché dico questo? Perché vedo persone senza mascherina che non mantengono le distanze. Oggi ho visto dei bar che non hanno al tavolino lo schermo protettivo tra chi sta di fronte l'un dall'altro, non viene diviso dal plexiglass. No, così si riparte, entro 15 giorni ripartirà l'epidemia. La battaglia ancora è dura, quindi un altro po' di pazienza, un altro po' di sforzo e come sempre ce la faremo. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Si consolida un promontorio anticiclonico di origine nordafricana sul Mediterraneo centro-occidentale. Avremo quindi un inizio settimana stabile con temperature in aumento sulla Calabria fino a toccare valori quasi estivi nella giornata di martedì.
Domani cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, qualche nuvola in più pomeridiana sui rilievi ma senza fenomeni. Temperature in aumento. Passiamo a mari e venti. Domani venti deboli occidentali sul Tirreno, con mare quasi calmo. Poco mosso lo Ionio per venti moderati da Libeccio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.